Lunedì 6 luglio, Santa Maria Goretti. È il 188° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 178 al termine. Il sole sorge alle 5:29 e tramonta alle 21:01. La luna si leva alle 22:27 e tramonta alle 6:22. Sulla cuspide del campanile di San Marco a Venezia viene collocata la statua in legno rivestita di lamine di rame dell'Arcangelo Gabriele 2 anni dopo che un terremoto aveva devastato la parte alta. Le previsioni per domani. Alternanza di nuvole e rasserenamenti con delle piogge più probabilmente nella prima parte di giornata e sulla pianura. Temperature in calo. E tra le verdi colline e vigneti veneti, tra prealpi e pianura, tra ligne e lastico, biotorrenti provenienti dal Trentino, che sorge Sarcedo. Il territorio su cui si estende questo comune fu favorevole agli insediamenti umani fin dall'epoca antica. La storia comincia proprio dalla derivazione del suo nome latino Querquetum, ovvero querceto, probabilmente per la zona geografica ricca di boschi e querce secolari. Le prime testimonianze di insediamento in questa zona verde risalgono tra l'800 e il 900 d.C. ad opera dei Benedettini. In un documento storico, poco prima dell'anno 1000, viene nominato per la prima volta il castello di Sarcedo, del quale, anche se non si hanno notizie certe, si pensa sia stato distrutto nelle successive guerre tra comuni. Secondo alcuni storici, la fortezza potrebbe essere stata sacrificata dalla Repubblica Veneziana nel 1500 per evitare che forze nemiche lo espugnassero e la utilizzassero a loro vantaggio. Prima sotto i francesi, poi sotto gli austriaci, Sarcedo visse le dominazioni straniere fino all'unificazione del Regno d'Italia nel 1866. Di particolare rilevanza è Villa Capra, villa del Settecento dal gusto neoclassico ispirata alle ville venete palladiane, e Villa Franzana al Barcon, costruita nel decennio tra il 1660 e il 1670. Sarcedo ebbe un ruolo importante anche durante le guerre mondiali. Ricordiamo in particolare il suo onere in battaglia con il seminario del Barcon, utilizzato come ospedale da campo, e Villa Suman, sede del comando del 22° Corpo d'Armata durante la Prima Guerra Mondiale. Ed è proprio per ricordare i figli scomparsi nelle 2 guerre mondiali che nella piazza principale sotto la chiesa fu innalzata la statua di una giovane donna che sorregge un soldato caduto, allegoria della pietà. Anche se ad oggi in questo piccolo comune vicentino è il settore artigianale quello in maggiore estensione, l'agricoltura, un tempo al primo posto, è ancora un aspetto fondamentale che mantiene salde e continue le tradizioni del paese.